was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. Il convegno di oggi è un convegno importante perché sul piano generale tendiamo di approfondire il tema che nasce con l'uomo della certezza del diritto. Sul piano particolare intendiamo sistematizzare e definire il regime fiscale delle provvidenze in tema di calamità naturale. Vi sono dei contribuenti la cui sedi erano in 13 comuni nell'ambito dell'Etna, che in occasione delle provvidenze compensative dei danni subiti a seguito dell'eruzione e della terra vulcanica dell'Etna, quindi siamo per il 2002, siamo nel 2006, e la disposizione di legge che cosa prevedeva? Prevedeva che tutti i crediti, tutti i debiti sospesi, i contribuenti potevano definirli con il pagamento pari al 50% dell'importo globale dei debiti sospesi sia ai fini fiscali che previdenziali. L'Agenzia delle Entrate di Acireale e Catania hanno notificato gli avvisi di accertamento, recuperando a tassazione gli importi abbonati per il concetto sopra espresso con l'applicazione delle sanzioni di legge e degli interessi. Questo è un tema che purtroppo riguarda troppi casi nel nostro Paese, quindi cercheremo comunque di far valere un principio di carattere generale che, se vale per l'Emilia, può valere ovviamente per tutto il resto del nostro Paese. Il problema è che, al di là del paradosso, diciamo così, che è anche un po' surreale, c'è una questione più generale che riguarda il sistema Paese, cioè la certezza e la stabilità del quadro regolatorio, soprattutto in materia fiscale. Il sistema delle norme fiscali è un sistema farraginoso che serve più che altro a coprire diciamo così, il pareggio di bilancio, ma che non garantisce certezza e un orizzonte temporale chiaro e sufficiente a fare in modo che le imprese siano nella condizione di poter investire. Ci vuole un quadro di regole certe e non si può chiedere ad imprenditori o ad attività produttive che hanno subito un danno da calamità naturale dopo 10 anni di dover essere sottoposti ad un regime fiscale diverso da quello che pensavano ci fosse nel momento in cui hanno avuto accesso a determinate agevolazioni. Sul terremoto di Santa Lucia, l'Agenzia delle Entrate e anche il governo, con un apposito provvedimento, ha dichiarato la neutralità fiscale del 90% abbonato. In conseguenza, i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà per il terremoto e la terra vulcanica dell'Etna hanno ripetuto le stesse modalità del terremoto di Santa Lucia, non sottoponendo a tassazione e non facendo nulla appunto per la presunzione di neutralità per il 50% cui facevo cenno. Se in Italia tutto questo è normalità, c'è qualcuno che ritiene che bisogna fare chiarezza. In questo qualcuno vi è l'associazionismo imprenditoriale, l'associazione degli industriali, professionale, l'ordine dei dottori commercialisti, di cittadini, l'associazione Amici dell'Università di Catania, di cui sono presidente, che tendono di dare un contributo in termini di chiarezza.
Would you rather still together when it ends? That may be all I need. In darkness she is all I see. E c'è un'assoluta incertezza della normativa, ci sono delle recenti evoluzioni che porterebbero a far tassare nuovamente quelle somme che i contribuenti finora hanno ritenuto di non dover versare. Per assurdo la tassazione di queste somme potrebbe portare a restituire da parte delle imprese, dei contribuenti che hanno usufruito di queste provvidenze, a restituire per intero le somme di cui a suo tempo avevano fatto a meno di effettuare i versamenti. It will bring me back.